Quando il cibo è un problema è il terzo appuntamento della 13ª edizione di Affascinati dal cervello, il format di incontri sulle neuroscienze promosso dall'Istituto regionale di studi europei che ha visto come protagonisti tre importanti ospiti del panorama scientifico della regione Friuli Venezia Giulia. Durante l'incontro, introdotto e coordinato dal giornalista scientifico Gianluca Liva, sono intervenuti Roberto Dall'Amico, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'Ospedale Civile di Pordenone, Gianluigi Luxardi, dirigente del Centro Disturbi Alimentari di San Vito al Tagliamento, e Liliana Giust, presidente dell'Associazione Disturbi Alimentari e Obesità. I genitori riportano che il 25% dei loro figli hanno una qualche difficoltà di alimentazione, però guardate cosa dice questa piramide, sì, 75 non hanno niente, negli altri in qualche caso una difficoltà moderata, ma una difficoltà reale di alimentazione riguarda veramente pochi bambini che possiamo contare nelle dita di una mano. Sicuramente se il genitore riferisce queste percentuali vuol dire che nella realtà esiste un problema nel genitore, no? Perché se io ho un bambino sano e riporto al medico e quel bambino non mangia, esiste un problema che è probabilmente un problema di relazione. D'altro canto, se io ho un bambino che non mangia, questo ti fa saltare anche i nervi e quindi peggiora anche questo un problema di relazione. Io ho due figli, uno che ha sempre mangiato come un lupo, l'altro che è sempre stato un super selettivo. Nel secondo semestre di Vitoli ha mangiato solo, Carla, non so se te le ricordi, le farine latte di Eterba. Per 6 mesi questo bambino ha mangiato solo una cosa e adesso lui è un gourmet, cioè uno anche molto bravo nel cucinare, no? Questo per dire che poi nella gran parte dei casi c'è una soluzione che quello che valeva nel secondo semestre del primo anno di vita poi non vale in eterno. Per cui il genitore deve essere veramente integrato nel percorso che porta alla soluzione del problema. Che difficoltà alimentare può avere un bambino? Il bambino può mangiare poco, sono quei bambini un po' schizzignosi che mangiano poco durante tutta la giornata, che ti fanno saltare i nervi. Bambini che mangiano poche cose, come mio figlio, no? Solo le farine della dieterba, e poi bambini che mangiano con paura, che di fronte alla novità hanno una reazione di arresto, di paura, di terrore nei confronti delle novità. E a volte i bambini sono un fritto misto, cioè sono un po' di tutte queste, di tutte queste cose. Va anche detto che poi con l'introduzione in comunità o comunque con l'età e con l'adolescenza una parte di questi problemi tendono a risolverli, però in una minoranza di minori l'alimentazione selettiva può compromettere anche la crescita e compromettere anche lo sviluppo, e questi disturbi possono inquadrarsi in questo disturbo che è stato codificato solo da pochi anni, che ha un acronimo che a te piace molto, no? Ti piace l'acronimo? Vado pazzo per l'acronimo. Sì. Hai detto che se dicevo ARFID me lo chiedevi, allora io evito di dire ARFID e dico disturbo evitante restrittivo nell'assunzione del cibo, no? Cioè, questo è un disturbo, così magari forse il dottor Lussardi ne parlerà molto meglio di me dopo, un disturbo che può comportare le cose che vedete, su una perdita di peso significativa, un'inadeguata crescita, un deficit nutrizionale, una dipendenza dagli integratori per poter crescere, o una marcata interferenza con il funzionamento psicosociale. Contrariamente all'anoressia, che colpisce prevalentemente il sesso femminile, questo disturbo colpisce in larga parte anche i maschi ed è più frequente nell'infanzia e nell'adolescenza. I bambini sono questi, no? Quando hanno questo disturbo mangiano solo pochi cibi, rifiutano di assaggiarne di nuovo, gli alimenti sconosciuti inducono disgusto e vomito, esiste una possibile perdita di peso, difficoltà di crescita, necessità di supplementazione nutrizionale, ed esistono
dei fattori di rischio che possono essere della famiglia, oppure possono essere bambini affetti da spettro autistico, essere dei bambini molto iperattivi. Nelle adolescenti il disturbo è questo: io non mangio perché ho paura di star male o di soffocare. Il rifiuto dei cibi è basato su caratteristiche sensoriali come il sapore, l'odore, il colore, la consistenza. Io non voglio mangiare cibi verdi. Non esiste nella realtà una preoccupazione per il peso o per l'immagine corporea, e questo è differenza dall'anoressia, dove sempre esiste un problema con l'immagine corporea. Anche qui il processo di eliminazione dei nutrienti può portare ad una perdita di peso importante, da un quadro di malnutrizione. E questo è un articolo di qualche anno fa sul Corriere della Sera, dove gli autori riportavano le storie di alcuni bambini, no? Nel mio piatto voglio solo cibi gialli come patate, pasta, formaggio. Altra bambina: temo di non digerire e ho deciso di mangiare solo yogurt e brodo. Mi sono spaventata perché un boccone è andato di traverso e quindi non mangio solo cibi che si masticano poco come carne macinata. Quindi una bella sfida per chi, come il dottor Luxardi, poi è costretto a vederli più volte alla settimana. Esistono bambini che sono più a rischio per difficoltà di alimentazione? Probabilmente ce ne sono molti, però io ho voluto portarvi alcuni dati relativi ai figli di donne che avevano un disturbo alimentare di tipo restrittivo. E questo è un problema perché non sono molte, ma vediamo sempre più donne che affette da anoressia che giungono nei nostri reparti di ostetricia, spesso dopo aver fatto ricorso a centri di procreazione medica assistita, non nel nostro paese ma all'estero, perché al di sotto di determinati indici di massa corporea non si può accedere ad un programma di PMA. E questo studio molto datato, 1989, quindi il problema tanto tempo, riporta come 7 bambini con arresto dello sviluppo e basso peso per altezza, mamma con storia di anoressia. I bambini erano nutriti in modo insufficiente e seguiti in una condizione di privazione psicosociale. 3 bambini avevano bassi livelli di GH, quindi problemi molto importanti, no? E qui ho fatto una sintesi di più lavori senza entrare in dettaglio. Se le donne affette da anoressia partoriscono neonati piccoli per età gestazionali e con maggior rischio per prematurità. Nel tempo questi bambini, questi figli, possono avere difficoltà di alimentazione e di crescita e hanno un rischio aumentato di patologia di interesse neuropsichiatrico. Quindi qual è la raccomandazione? Che donne affette da anoressia devono recuperare il peso prima di iniziare una gravidanza. E questo è un bambino figlio di una donna affetta da grave anoressia. Vedete che il bambino anche cresce, però è un bambino che rimane al di sotto dei percentili di norma, pur mangiando anche bene. I bambini e adolescenti sono più a rischio di sviluppare un disturbo alimentare? Parrebbe proprio di no, cioè se questi sono seguiti possono avere un rapporto con il cibo del tutto normale. Va però sottolineato questo, che adolescenti con una dieta vegetariana molto stretta devono essere comunque sempre tenuti sotto osservazione, perché potenzialmente possono essere la spia di un disturbo alimentare di tipo restrittivo. Vediamo i bambini che perdono peso, che sono quelli che vedete nella linea B, no? Questo bambino ha perso sia percentili di altezza, il B, l'A e il B hanno perso, entrambi hanno perso peso, quindi uno ha perso peso e anche percentili di altezza e l'altro ha perso solo peso. E perché si perde peso? Si può perdere peso per una patologia di tipo organico o per una patologia di tipo neuropsichiatrico. Non mangio per una qualche ragione, quindi perdo peso. Le cose, guardate, sono anche un po' più complicate nel nostro lavoro, no? Perché a volte c'è anche una commistione tra patologia organica
è patologia neuropsichiatrica. L'esempio è questo: una nostra paziente di 17 anni affetta da fibrosi cistica. Avere la fibrosi cistica, come sapete, significa avere frequenti infezioni respiratorie, un'insufficienza respiratoria progressiva, significa fare tanti ricoveri in ospedale a causa di questa infezione, significa avere il pancreas che non funziona, quindi essere soggetti a perdita di peso e avere la necessità a volte di nutrizione per via parenterale, a volte antibiotici, star male, cioè non ti consentono di mangiare come vorresti, no? Però a volte, quando la malattia va avanti, quando si entra in una fase di grave cronicità, questo non mangio perché non riesco può anche tramutarsi in un non mangio perché non voglio più farlo, no? Per cui attenzione che dietro una patologia organica ci può essere sempre un disturbo che ha una forte componente di tipo neuropsichiatrica. Quali sono le cause della perdita di peso? Guardate, non esiste apparato che non possa essere responsabile o coinvolto in un calo ponderale. Parlando di patologie organiche, insomma, le patologie di interesse gastrointestinale sono ovviamente le più frequenti. Possiamo distinguerle in due grossi gruppi, no? Le patologie che comportano una difficoltà di transito, cioè che non consentono al cibo che entra nella bocca ad arrivare nello stomaco, è un problema di malassorbimento, cioè il nostro intestino non funziona come dovrebbe. E poi qui vi ho messo una lista infinita di altre cause, ma noi non entreremo in dettaglio. Vi riporto solo alcune informazioni relative alla disfagia, no? La disfagia è quel processo che consente al cibo, attraverso la deglutizione, di arrivare nell'esofago. La disfagia, chiamiamola esofagea, invece rappresenta una sensazione di ostacolo, di difficoltà di transito del bolo alimentare attraverso l'esofago, no? Quando il cibo ci si pianta qua, noi diciamo nello stomaco. La disfagia aringe è un problema di deglutizione, è un problema che richiede una grande complessità e un utilizzo di tanti muscoli per poter essere effettuato dal nostro organismo in maniera corretta. Pensate come funzioniamo noi, no? Cioè noi quando deglutiamo, quando mangiamo, il cibo non ci finisce nelle vie aeree. Quando mandiamo giù la saliva non ci va dentro la trachea. Questo perché le vie respiratorie si chiudono con grandissima precisione ogni volta che serve, con un grande automatismo, quindi impedendo a saliva e impedendo al cibo poi di finire all'interno delle vie respiratorie, altrimenti sarebbe un disastro, no? Però insomma ci sono tanti pazienti con patologie neuromuscolari che hanno un problema in questa importante fase di coordinazione. Esiste poi anche quella che noi chiamiamo una disfagia di tipo psicogena, no? Cioè io non riesco a deglutire, però alla fine non c'è nessun disturbo di tipo neuromotorio, non ci sono delle cause organiche ed è da ricondurre a disturbi del comportamento alimentare o ad altre psicopatologie. Allora vi faccio un esempio anche qui per mostrarvi quanto è complicato il nostro lavoro. Questo è un ragazzino che io ho visto per mezz'ora. Io mi occupo anche di sedazione, vuol dire che quando un bambino deve fare una procedura per, come in questo caso, fare una gastroscopia, io vado lì, l'addormento assieme ai gastroenterologi, così mi vedo anche l'esame. Quando l'ho visto, la prima impressione che ho avuto è che questo avesse un problema di interesse neuropsichiatrico. Ci avrei messo la mano che era così, però insomma nel nostro mestiere, quando ci comportiamo in questo modo, le mani le perdiamo nel giro di una giornata, quindi non è proprio il caso di farlo. Comunque questo ragazzino, 13 anni, da 2 anni aveva degli episodi di impatto con il cibo, no? Cioè lui quando mangiava, probabilmente la pasta gli si fermava qua. Veniva risolti bevendo dell'acqua e raramente con vomito. Aveva una frequenza di una volta al mese. Ma anche detto che lui insomma era uno di quelli che mangiava sempre tanto lentamente, per cui questo disturbo era passato sotto traccia e non aveva una disfagia per i liquidi, cioè lui liquidi li beveva tranquillamente, quando mangiava cose un po' solidine e pastose gli si piantavano qua.
e riferiva di dover bere per mandare giù il cibo durante i pasti. Allora, durante la visita, chi si occupa di gastroenterologia pediatrica nel nostro reparto, cos'è che ha visto? Ha visto un ragazzino, 13 anni, 30 kg, pochetto, no? Cioè lui era al di sotto del quinto percentile e anche l'altezza non, insomma, era al di sotto di quello che era il target genetico prodotto dalla statura dei genitori e dalla documentazione, cosa che si vedeva che a 7 anni Valerio pesava 22 kg, quindi aveva un peso tra il 10° e il 25° percentile, per cui perlomeno tra i 7 e i 13 anni qualcosa è successo, visto che lui ha perso percentili di crescita. Allora, quello che fanno i medici quando giunge un paziente di questo tipo è farsi un'idea di dove stia il problema, no? Per cui il medico scrive, lista di problemi, episodi di impatto del bolo alimentare con alcuni episodi di vomito successivo, mangia molto lentamente, sospetta scarsa crescita, neanche tanto sospettano, cioè questa era proprio certa. E la diagnosi differenziale era tra un'esofagite eosinofila, che è una patologia così molto, tra virgolette, moderna, una disfagia psicogena, scarsa crescita da scarso introito versus malassorbimento. Il programma quindi prevedeva di fare una gastroscopia in sedazione profonda, esami del sangue e poi vedete qui ben sottolineato la ricostruzione della curva di crescita, ricostruzione che mostrava questo, guardate il peso, questo nel giro di qualche anno è passato da percentili normali a percentili al di sotto della norma e anche l'altezza, se il bambino cresceva normalmente doveva essere qui, invece è qua, quindi questo insomma, ha perso tanto in potenziale di crescita, no? Quindi l'impressione che i medici avevano è che insomma, questo ragazzino aveva una scarsa crescita da ridotti apporti e l'aspetto che si è un po' preoccupato, depresso, faceva propendere per un problema di interesse neuropsichiatrico, il sintomo ben definito, cioè l'impatto esofageo, l'impatto che aveva quando deglutiva, faceva propendere per un problema esofageo. No? Insomma, la gastroscopia ci ha aiutato molto. Cos'è che abbiamo visto? Abbiamo visto che questo ragazzino aveva un'esofagite eosinofila, vedete queste placchette bianche che sono molto indicative di malattia. E allora la nostra ipotesi è stata questa: io non riesco a mangiare come vorrei, perché non riesco a deglutire, perdo peso e cresco di meno, non sto bene, quindi mi preoccupo, e la mia preoccupazione non fa altro che aggravare la malattia di base. No? Questo per dire che ogni malattia poi ha anche una componente di preoccupazione se dura a lungo, che alla fine peggiora la condizione di base e aggiunge un mattoncino di neuropsichiatrico, un disturbo che inizialmente era solo organico. Questo invece, altro ragazzino visto nel periodo di isolamento sociale, Matteo, 10 anni, che da un mese non riusciva né a mangiare liquidi né solidi. Non aveva in realtà come Valerio degli episodi di impatto con il cibo, era un tipetto un po' perfezionista, abitudinario, bravo a scuola, aveva delle prove allergiche positive per betulla e olivo, ma non c'entrava niente con quello che aveva. Anche questo tipetto che mangiava sempre lentamente, però la perdita di peso è una perdita reale, cioè 3 kg in un mese, cioè uno così, cioè non prende in considerazione. In 2 giorni precedenti il ricovero non ha mangiato nulla e bevuto molto poco, per cui uno così uno lo ricovera e lo visita. La visita non mostrava niente, come non ha mostrato niente la gastroscopia che abbiamo fatto, se non una lieve gastrite che non c'entrava nulla con i sintomi di Matteo. Ma la nostra conclusione, visto che il periodo è questo, è che Matteo era un bambino abitudinario e il periodo di isolamento sociale causato dall'epidemia da Covid-19 ha modificato quelli che erano i ritmi usuali, con peggioramento dell'umore e manifestazioni di malessere attraverso la comparsa di difficoltà di alimentazione, quindi una disfagia di tipo psicogena. Però insomma vedete quanto lavoro c'è dietro l'inquadramento di un bambino che ti dice insomma io non mangio. Sì. Allora, quindi insomma, ricapitolando, quando un minore ha un problema alimentare o una perdita di peso, abbiamo
possiamo avere delle patologie organiche, la nostra impressione è che non vi siano delle grandi variazioni nel tempo, insomma queste ci sono sempre state, e abbiamo una esplosione di patologia neuropsichiatrica che ci coglie anche impreparati, nel senso che chi fa il mio mestiere non ha un background da neuropsichiatra. E noi ci ritroviamo ad affrontare giornalmente bambini che sono veramente ai limiti per quelle che sono le nostre competenze, no? E allora cos'è che serve? Serve mettere insieme quelle che sono le competenze che ogni azienda ha, e noi insomma fortunatamente siamo riusciti a creare un gruppo di lavoro tra i colleghi della neuropsichiatria infantile diretti dalla dottoressa Rutilli e dai colleghi del CDA di Servizio Tagliamento. Qui abbiamo il dottor Luxardi, ovvero sia, insomma, abbiamo fatto di una necessità, abbiamo fatto una virtù, perché a costo zero riusciamo a seguire meglio quelli che sono i nostri pazienti. Allora, questi sono dati forse un po' stagionati, però i dati attuali sono gli stessi. Noi cominciamo ad avere un numero molto significativo di ricoveri per patologie di interesse neuropsichiatrica. Si tratta di ricoveri fatti in soggetti che non sono proprio i bambini che noi abbiamo nel nostro immaginario, no? Sono ragazzini grandi, 12, 13, fino ai 18 anni. E qui vi ho portato un grafico che vi dice questo: in marrone il numero dei ricoveri. Vedete che non sono poi molti rispetto al resto, noi ricoveri in chi ha 13-18 anni, però guardate i giorni di ricovero, no? Cioè noi abbiamo tanti giorni di ricovero in questa fascia d'età, perché questi sono ricoveri molto lunghi, quindi pochi ricoveri ma molto lunghi. Avere ricoveri lunghi significa avere pazienti molto impegnativi, quindi un grosso impegno per chi lavora nelle nostre pediatrie. Ricoveri che richiedono poi il coinvolgimento di tante professionalità diverse. Vi mostro questa diapositiva che dice questo, che secondo l'OMS il 10-20% dei bambini e adolescenti ormai soffre di disturbi mentali. Le patologie neuropsichiatriche sono la causa principale di disabilità nei giovani e la seconda causa, il suicidio è la seconda causa di morte tra i 15 e i 29 anni. Gli accessi in pronto soccorso e ricoveri per patologia neuropsichiatrica in emergenza sono aumentati dal 21-28%, quindi abbiamo veramente un'esplosione di questa patologia. E guardate che questi ricoveri solo in un terzo dei casi avvengono in un reparto di neuropsichiatria, negli altri casi avvengono nei reparti di pediatria o peggio nei reparti di psichiatria degli adulti, che non è proprio il massimo della vita per un adolescente finire lì. E quello che osserviamo è che i disturbi alimentari, che questi disturbi mentali a volte si esprimono anche con una patologia del comportamento alimentare. Cosa esiste a Pordenone? A Pordenone esistono parecchie cose, no? Esiste un centro di studi alimentari che è stato fondato dal dottor Luxardi più di 20 anni fa, no? Ed è stato il secondo aperto in Italia, per cui insomma un centro di studi alimentare molto conosciuto. Esiste una psichiatria, esiste una pediatria, esistono tante cose che ruotano attorno al CDA di San Vito al Tagliamento. Manca in questo momento un centro diurno, ma come si dice, insomma, ci stiamo lavorando, no? Pordenone non è una realtà scollegata dal resto del mondo, fa parte di una rete regionale. Queste sono le linee di indirizzo regionali che dicono delle cose importanti e condivisibili, cioè che l'anoressia nervosa e la bulimia sia un'elevata comorbidità psichiatrica, l'abbiamo appena detto, è una precocità di esordio, anche 11-12 anni, esiste un'elevata tendenza alla cronicizzazione, spesso è necessaria un'ospedalizzazione che dovrebbe essere riservata
alla risoluzione dello scompenso psicofisico, quindi dovrebbe essere breve, però vediamo che nella realtà non è così. La Regione però è cosciente che il tutto si risolve attraverso iniziative locali, cioè non esiste all'interno della nostra Regione un programma proprio ben strutturato, eravamo nel 2013. La Regione diceva anche questo, cioè che adolescenti e preadolescenti difficilmente possono essere messi in una comunità dedicata ai disturbi alimentari, dovrebbero invece essere inseriti in strutture dedicate a loro per età, e si ribadiva la necessità di una rete regionale. Poi di tutto questo non è che in questi anni purtroppo si sia fatto molto, e la Regione comunque riconosceva che alcuni reparti come il nostro avevano sviluppato una esperienza di accoglienza residenziale, costruendo una buona rete che salvaguardava queste cose qui, cioè la permanenza dei minori vicino a casa senza doverli spostare in altre realtà, in altre regioni. Essere ricoverati in una pediatria consente di continuare la relazione con i genitori, di continuare il percorso scolastico, anche se con modalità personalizzate. Allora, cosa fa una pediatria come la nostra? Collabora col CDA, fa delle consulenze ai pediatri di famiglia, intercetta i pazienti in pronto soccorso e poi lavora prevalentemente sui ricoveri. I criteri di ricoveri sono ben standardizzati sia per l'anoressia AN che per la bulimia BN. In sintesi, cos'è che dicono questi criteri? Che se uno sta male e non si riesce a seguire a casa, bisogna ricoverarlo. Questa è nella realtà quello che noi facciamo, tenendo presente che questo è il nostro timone, no? Cioè, le cause stanno così, che l'intervento più precoce è più efficace, richiede meno tempo. Quindi si ribadisce il concetto che questi pazienti devono essere intercettati precocemente. In questi anni noi le diapositive sono un po' stagionate, però avremmo ricoverato ormai circa un centinaio di ragazzine con disturbi del comportamento alimentare, con delle età che variano, vedete, dai 10 anni, a volte ricoveriamo anche ragazze di 20-22 anni, anche se poche, per un motivo molto semplice, che non sappiamo dove metterle nei nostri ospedali, no? Le medicine sono molto indirizzate ormai nel seguire pazienti molto anziani. Il nostro sistema sanitario nazionale non è che ha sviluppato dei grandi percorsi per quelli che sono gli adolescenti o i giovani adulti, no? Come ha fatto il dottor Mascarin al CRO, che è stato molto lungimirante, però in un'area molto specialistica come l'oncologia. Questo a mio avviso dovrebbe essere fatto in tutti gli ospedali, per cui a volte capita che un ventenne lo metti meglio in pediatria piuttosto che in un contesto dove l'età media è di 80 anni. Spesso queste ragazze hanno una storia di sovrappeso, spesso di bullismo, spesso vengono da sport agonistici dove la performance, il fisico gioca un ruolo importante, come la ginnastica, la danza. Esiste un'associazione con l'autolesionismo, con problemi in famiglia, tutte praticamente hanno una distorsione dell'immagine corporea. Questo grafico per mostrarvi semplicemente questa freccia, cioè che i ricoveri stanno aumentando nel tempo e che in questo momento in pediatria Pordenone viaggiamo con 7-8 ragazzine con anoressia ricoverate. In senso lato abbiamo, in senso complessivo abbiamo 11 pazienti con problemi di interesse neuropsichiatrico. Queste possono venire non solo da Pordenone ma anche da province vicine. Questo è l'indice di massa corporea medio, è di 16, ma può variare da 11 a 26, quindi 11 è veramente poco. E quello che possiamo dire è che gli indici di massa corporea più elevati li hanno chi è affetto da bulimia e sono più bassi in chi è affetto da anoressia comprensibilmente. Cos'è che facciamo in pediatria? Intanto le ragazzine, cioè non è che non sopportiamo i genitori, anzi i genitori fanno parte del percorso di
di cura, però insomma noi preferiamo ricoverare i minori anche di 13-14 anni senza i genitori, che comunque possono andare in ospedale quando vogliono. In genere chi viene ricoverato mangia in cucina o in presenza delle tirocinanti che vengono dal CDA di San Vito, con un menù che è ovviamente un menù concordato, con dei pasti che sono più osservati che controllati, perché l'alimentazione, bisogna ridurre un po' lo stress nel momento in cui si mangia, anche se mi rendo conto che a volte metto un po' troppa pressione. Esiste una continuità assistenziale pediatrica fatta sia dei pediatri strutturati che dei medici in formazione, che funzionano molto bene con chi ha un disturbo alimentare, perché a volte sono quasi dei coetanei, no? Cioè ne abbiamo 6 specializzandi e sono tutte mediamente ragazzi e ragazze che viaggiano sui 25, 27, 28 anni, quindi con loro riescono a stringere una grande sintonia. Abbiamo l'equipe del CDA che viene 1 o 2 volte alla settimana. Non mandiamo mai a casa queste pazienti, almeno nella prima fase, mentre in una seconda fase l'andare a casa magari per una parte della giornata fa parte del percorso che poi ti porta alla dimissione. Abbiamo una scuola in pediatria dall'anno scorso, che a tutti gli effetti funziona come un percorso scolastico normale, cioè ogni giorno frequentato in pediatria vale come un giorno frequentato in una scuola di permanenza. E poi una cosa che funziona abbastanza, difatti l'ho evidenziato in grassetto, cioè che quando uno è in grado di farlo va ogni giorno nella scuola di appartenenza, per cui ci sono ragazze che per mesi prendono il treno e vanno a Maniago piuttosto che a Spilimbergo, piuttosto che a Conegliano, o anche nella vicina Udine. Non esistono stanze di degenza riservate, tendiamo a mescolarli abbastanza, no? E questo per evitare la solitudine che tra l'altro la malattia genera, e per aiutarli poi a confrontarsi con pazienti che hanno patologie diverse. Io penso che sia un grande aiuto che un ragazzo, una ragazza con disturbo alimentare si confronti con chi ha una malattia organica, ha una malattia diversa, a volte meno importante, a volte più importante. Non li pesiamo sistematicamente, perché il peso non deve essere il primo problema, e come vi dicevo la scuola di appartenenza rappresenta uno strumento di riabilitazione fenomenale. Queste sono tutte le figure professionali che ruotano all'interno, attorno al minore con disturbo alimentare. I genitori li abbiamo messi qui in un angolino, di loro ci ricordiamo, però nel momento in cui inizia un ricovero il problema è più dell'equipe che segue il bambino. A volte capita che questi minori hanno anche un consulente loro, cioè vengono da ambulatori dedicati di altre città. Noi cerchiamo sempre di mantenere il rapporto con il neuropsichiatra o con lo psicologo che li segue. E quello che notiamo è che proprio le relazioni con pazienti ricoverate con lo stesso problema non rappresenta un fortissimo strumento di riabilitazione. Si creano dei rapporti stretti che bisogna comunque governare, a volte sfociano, bisogna stare molto attenti, perché quando c'è tanti adolescenti ricoverati di sessi diversi possono avere anche qualche problema che insomma va anche gestito. L'apporto nutrizionale si basa su 3 possibilità, no? Cioè, o uno mangia, se mangi non c'è bisogno di niente, se non mangi, vedete sta ragazza qua arrabbiata, c'è il sondino nasogastrico, oppure come alternativa l'alimentazione è parenterale. Come vedete dalle colonnine, nella gran parte dei casi noi tendiamo a non usare niente, cioè solo in una percentuale
minore utilizziamo l'alimentazione parenterale, cioè via vena, oppure utilizziamo il sondino nasogastrico. Il sondino nasogastrico, se vedete, viene utilizzato nella realtà nei casi più gravi, no? Cioè, se vedete chi utilizza il sondino nasogastrico e chi ha dei ricoveri molto più lunghi, 112 giorni verso 55, sono anche ragazzi che assumono più farmaci di interesse psichiatrico. La stessa cosa vale per la parenterale, anche gli integratori vengono utilizzati. Vi ho portato la storia di questa bambina di 10 anni che senza nessun integratore, senza nessun sondino, è riuscita a passare da un indice di massa corporea di 11 a 14,7. Questo cosa che vuol dire? Cioè, vuol dire che il peso te lo puoi guadagnare anche da solo, no? Senza bisogno di tante cose. Mediamente, insomma, non è che guadagnino tanto peso quando escono dalla pediatria, il peso eventualmente lo guadagnano dopo. Questo non è l'aspetto importante. L'aspetto importante è mangiare normalmente. E come diceva quello che è stato il maestro di tutti noi, è che il peso guadagnato con fatica è quello che rimane, no? Cioè, ma questo vale per tanti aspetti della vita, cioè quando fai fatica te lo ricordi, se il peso ti viene regalato con la parenterale o col sondino, insomma, forse non te lo ricordi bene. I ricoveri durano mesi, insomma questo è un po' un giochetto, 60 ricoveri, in 60 ricoveri che sono durati quasi 10 anni abbiamo messo su 121 kg, no? Tanto per, insomma, quando sei stanco la sera vuoi fare qualche cazzata davanti al televisore, fai anche questo, no? Chiaro. Sì. Poi insomma non è che queste stanno solo in ospedale, no? A volte le portiamo anche fuori a mangiare, a volte le portiamo fuori a tagliarsi i capelli, a volte le dottoresse se le portano anche a casa nel fine settimana. Tutto questo aiuta, no? Cioè la faccenda non è che la risolvi solo in ospedale, a volte insomma le facciamo superare delle prove, no? Cioè se sono degli alimenti fobici, no? Che può essere la salsiccia come può essere la pizza. Ne ho portati due che insomma sono due scogli piuttosto importanti, la pizza e il tagliolino a San Daniele, no? Uno che supera queste prove e poi insomma è pronto a ritrovarsi poi nella vita. Nella gran parte insomma queste ragazze vanno anche bene, anche noi abbiamo il senso del limite, nel senso che se noi non riusciamo a fare, insomma c'è sempre il ricovero in un'altra struttura. Vi ho preso forse troppo tempo, ma insomma quello che mi sento di dire è che insomma la pediatria è tanto cambiata e va considerata una risorsa anche in questo ambito. Si parla tanto di chiudere la pediatria, su cui guarda, io sono profondamente d'accordo, però se noi riusciamo a convertirla in qualcosa di diverso, riusciamo anche a dare un senso migliore al nostro lavoro e riuscire a seguire questi pazienti vicino a casa. I punti di forza del nostro lavoro sono questi, no? Cioè tempo, cioè di dedicare tutto il tempo necessario, cioè non c'è un limite al ricovero, se hanno bisogno di 4 mesi sono 4 mesi, se sono 6 mesi sono 6 mesi. Abbiamo avuto dei ragazzi che sono entrati prima di Natale e sono usciti dopo Pasqua, no? Cioè l'importante è che il risultato ci sia. E guardate, la scuola è un ottimo strumento di riabilitazione, cioè poterli mandare anche fuori dall'ospedale. Sono cose che non rientrano negli schemi poi dell'ospedale che è fatto per acuti, però insomma noi ci rendiamo conto che questo funziona. Le stesse cose noi abbiamo iniziato a farle, non entro in dettaglio, anche per pazienti, ne ho portati 2 affetti da gravi forme di obesità, e quello che funziona per i soggetti con disturbi alimentari di tipo restrittivo funziona anche in questa tipologia di pazienti. Lo facciamo raramente, però insomma ci rendiamo conto che avendo tempo e avendo strutture anche questi ricoveri hanno un senso. E io avrei finito. Grazie mille, l'amico.
Per preparare il successivo intervento di Gianluigi Luxardi, approfitto per chiederle una curiosità che ho. Lei ha parlato di una tendenza al rialzo nel numero di casi e nel numero anche di ricoveri. Questa tendenza al rialzo è dovuta, chiamiamola, una maggiore attenzione ad avere un maggior numero di strumenti, una maggiore sensibilità da parte non solo della medicina, ma da parte della società intera nell'individuare certe situazioni, oppure deriva da tutt'altro questa tendenza? No, ce ne sono proprio di più. Ce ne sono di più. Ce ne sono proprio di più, cioè alla fine i disturbi alimentari, se ci sono, li identifichi, no? La difficoltà sta nell'identificarli presto. Il fatto che in questo periodo noi abbiamo raddoppiato praticamente il numero dei ricoveri dall'idea di quello che sta succedendo. Penso che poi Gianluigi Luxardi ne parlerà, ma sicuramente l'isolamento sociale ha contribuito ad aumentare il numero di pazienti che accedono al loro servizio, di riflesso anche alla nostra pediatria. Certo. C'è un sistema e ci sono operatori e operatrici professioniste che si occupano e affrontano questi temi. Io l'approfitto per invitare sul palco Gianluigi Luxardi per ringraziare Roberto Dall'Amico. E Gianluigi Luxardi è psicologo e psicoterapeuta, nonché per lunghi anni è stato all'interno della dirigenza del Centro Disturbi Alimentari di San Vito al Tagliamento. Lui ci parlerà e parlerà con noi, insomma, di questo rapporto tra la mente e il cervello in questo sviluppo delle patologie, in quanto tempo si recuperano, e questo è insomma lo scopo del suo lavoro. Parleremo di questo suo rapportarsi con i pazienti e le pazienti, parleremo magari anche di numeri e parleremo del rapporto anche con, sarebbe una mia curiosità, con il sistema famiglia che accompagna la paziente o il paziente presso le strutture che si occupano di disturbi alimentari. Gianluigi Luxardi, parola a te. Ok, ma intanto grazie dell'invito che è estremamente gradito. Entro immediatamente Subito in argomento, così vediamo di... allora, io vabbè, alcune cose le dirò, altre me le chiederete, insomma, eventualmente, ecco, nel senso che il taglio che ho voluto dare a questa relazione, anche diciamo per essere coerente con il titolo generale, insomma, che è Affascinati dal cervello, è quello di vedere che rapporto c'è nel disturbo alimentare tra il corpo, quindi il cervello, e la mente. Ecco, per fare questa cosa, che avete capito bene dalla relazione del dottor Dall'Amico, è veramente ingarbugliata, ci facciamo guidare da questa. Io ho provato a costruire una rosa dei venti, no, del disturbo alimentare, che dovrebbe essere un sistema per orientarci, no? Allora, cosa ci dice sta rosa dei venti? Beh, ci sono alcuni elementi, no? Per esempio la restrizione alimentare. La restrizione alimentare lo troviamo in quasi tutte le patologie alimentari, quasi tutte, in alcune no, e soprattutto nell'anoressia, ed è determinata dal fatto che io cerco di mangiare meno per controllare quello che introduco, quindi per introdurre di meno. Quindi cerco di dimagrire, no? Ma c'è anche nella bulimia, nonostante che la bulimia sia caratterizzata dal fatto che la persona ha comunque un peso normale. E paradossalmente c'è anche nel disturbo da alimentazione incontrollata che porta invece all'obesità, nel senso che questo nasce, e poi vedo di approfondirlo successivamente, cercherò di farvi vedere perché, nasce comunque da una situazione di restrizione, da un tentativo di dieta, ecco, diciamo. Un altro elemento è quello della paura del cibo che c'è sicuramente nell'anoressia, così come il disturbo dell'immagine corporea che vedete in basso, ma c'è anche, come ha spiegato bene il dottor Dall'Amico,
in casi, diciamo, che vengono da situazioni traumatiche, come il bambino che gli è andato di traverso qualche cosa o che ha paura di vomitare, per esempio. Ecco, anche questo porta a un evitamento del cibo, a quel famoso ARFID, che io lo trovo un bellissimo nome per un cane, no? E penso che se avrò un altro cucciolo, ne ho due, ho 2 cani grandi, ma se ne avrò un altro lo chiamerò ARFID. Ecco, il disturbo dell'immagine corporea è diciamo il nucleo di questa patologia ed è veramente un disturbo misterioso. Cercherò di darvi poi un'idea. Ecco, è il disturbo che si capisce di meno perché è la parte decisamente delirante di queste patologie. E infine ci sono le compulsioni alimentari. Compulsioni alimentari stanno dall'altra parte della restrizione alimentare perché spesso non ho una compulsione alimentare se non passo attraverso una restrizione. Quindi è come se la restrizione costituisse una molla che io vado a caricare, dopodiché il mio organismo a un certo punto si stufa e dice no, tu adesso mi dai da mangiare tutto quello che io desidero. Ok? Ecco, ci sono anche altre cose in questa specie di bussola, no? Non le vado ad approfondire, ma troviamo nei disturbi alimentari, troviamo per esempio il perfezionismo che non è come potremmo pensare il perfezionismo di un artista o di uno scienziato, l'amore per il suo lavoro, ma è il timore di poter sbagliare. Quindi io devo fare tutto perfetto perché non tollero che qualcuno consideri sbagliato il mio lavoro. La flessibilità mentale. Allora, i disturbi alimentari sono caratterizzati tutti quanti da una notevole rigidità mentale, quindi il fatto di lavorare sulla flessibilità mentale, che vuol dire per esempio cambiare progetto, no? Non so, faccio un esempio rapidissimo, ma ci sono persone che pur cercando di restringere l'alimentazione e di dimagrire, l'unico effetto che ottengono è quello di aumentare anche più con un peso maggiore di quello da cui sono partiti. Ecco, la cosa, diciamo, conseguente potrebbe essere quella di dire no, calmo, ho sbagliato qualcosa, vediamo di rivedere i miei programmi. Non viene fatto, viene aumentata la dose perché io non riesco a cambiare il mio programma. Legato a questo è l'ossessività. L'ossessività vuol dire che io ho un comportamento che diventa ritualizzato e che si ripete, si perpetua da solo, e questo lo troviamo tanto nei disturbi alimentari. E in fondo, dopo le compulsioni alimentari, ho messo anche questo termine, si usa in inglese, food addiction, e cercherò di parlare anche di questo perché è l'aspetto che lega il disturbo del comportamento alimentare alla dipendenza. Quindi quando il disturbo alimentare diventa anche dipendente da una sostanza che vedremo si chiama glucosio. In questo viaggio io mi faccio accompagnare da una signorina che si chiama Letizia, no? Non esiste Letizia, ho scritto una storia che è una storia comunque plausibile. E vorrei appunto guidarvi attraverso questo percorso. Ecco, quando mancano 5 minuti dimmelo tranquillamente. Non ti preoccupare, okay. Lo dirò. Allora, Letizia era sempre stata una bambina robusta ma non grassa. Dall'età di 5 anni faceva ginnastica artistica, brava e appassionata, come spesso queste ragazze sono. Le piaceva molto la scuola, studiava assiduamente, caratterialmente era piuttosto timida. Anche qua niente di strano. Durante il primo anno delle scuole medie, con una compagna di ginnastica, Chiara, decise di perdere peso. Niente di strano, milioni di persone si mettono a dieta. Pensava che un corpo più magro sarebbe stato più adatto al suo sport, faceva ginnastica artistica, e magari l'avrebbe fatta sentire più sicura nella nuova classe. Non conosceva nessuno, era arrivata lì, era timidina, dice ma se io dimagrisco mi dicono comunque che faccio una cosa ben fatta. No? Ecco, tutto sembrava andare bene. Letizia e Chiara avevano perso qualche chilo, a dire il vero Letizia aveva perso più velocemente, ed erano contente, soddisfatte. Avevano la prova che il loro sforzo stava dando dei risultati. Questa cosa qua è insidiosissima.
Poi Chiara perse interesse. A un certo punto si stufa, si fa prendere dalla scuola, si fa prendere dall'attività sportiva e succede quello che succede a milioni di ragazze, si mettono a dieta, dopo un po' la smettono, si stufano. Invece Letizia finisce per concentrarsi sempre di più sul controllo dell'alimentazione. Ora, perché Letizia e Chiara si comportano così diversamente? Quello che noi sappiamo anche da studi piuttosto recenti, l'unico studio che vi cito è questo, è che c'è una grossa componente genetica. Questo è uno studio che è uscito nell'agosto del 2019, recentissimo. Qui cito l'autore o l'autrice, non mi ricordo, si chiama Anna Watson. Ecco, però non è soltanto un autore, ma nell'ultima pagina dell'articolo c'è una pagina di tutte le persone che hanno partecipato a questo studio e tutti i centri che hanno partecipato. Uno studio enorme, fatto anche in Italia, a Padova. No, cosa hanno individuato? Hanno individuato 8 loci che sono caratteristici diciamo della patologia dell'anoressia nervosa e che costituiscono un elemento di rischio. Cosa vanno a rappresentare queste caratteristiche genetiche? Vanno a rappresentare un disturbo che viene definito psichiatrico metabolico, cioè ha aspetti di tipo psichico e aspetti di tipo metabolico. Ossia, a livello psichiatrico ci sono correlazioni forti con alcuni disturbi. Non è che sia una sorpresa, lo vediamo dall'epidemiologia, queste cose qua, vediamo dai casi che arrivano e dalla comorbidità. Comorbidità, prima Gianluca mi ha detto di non dire cose difficili. Cos'è la comorbidità? Cos'è la comorbidità? La comorbidità vuol dire che abbiamo 2 malattie insieme, quindi i cani hanno le pulci ma hanno anche i pidocchi. Okay? Quali sono gli altri disturbi che sono parenti in qualche modo? Disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo depressivo maggiore, disturbi d'ansia, schizofrenia. Non stupisca la presenza della schizofrenia perché, seppure in maniera localizzata, questi sono disturbi deliranti. Poi cos'altro viene fuori diciamo, da questa predisposizione genetica? Viene fuori l'associazione con una iperattività fisica patologica. Questo lo vediamo benissimo in reparto. Ci sono persone che non riescono assolutamente a stare ferme. Un grosso sforzo del dottor Dall'Amico è di cercare di limitare il movimento. E l'iperattività non è un movimento che si fa volentieri, è un movimento che lo faccio perché non posso non farlo. Mi sento in colpa se non lo faccio e non riesco a star fermo. Però c'è anche una disregolazione metabolica, nel senso che c'è una difficoltà reale a mantenere un indice di massa corporea sano. L'indice di massa corporea è il rapporto tra peso e altezza. Quindi, e questo anche dopo la riabilitazione. Quindi queste ragazze hanno una difficoltà reale, sto parlando di persone che soffrono di anoressia, a recuperare il peso, perché salta questo aspetto. Invece non ci sono correlati con il quoziente intellettivo e quindi andiamo a sfatare il mito delle ragazze belle, ricche e intelligenti. Il disturbo alimentare è un disturbo estremamente democratico, diffuso in tutta la società e a tutti i livelli di intelligenza. Quindi abbiamo le persone molto intelligenti e le persone con ritardo mentale che dicono esattamente le stesse cose. Ok? Torniamo a Letizia. Allora, man mano che il peso diminuisce, Letizia inizia a presentare una serie di sintomi. Il pensiero è sempre più concentrato sul cibo. Diventa irritabile, nervosa, ha oscillazioni di umore, tende ad accentuare la timidezza e a stare più tempo da sola. Pensate che Letizia originariamente diceva: se io dimagrisco poi mi trovo meglio con gli altri.
Quindi era un modo per pensare di essere accettata meglio nel gruppo. Ora lo evita, anche per motivi pratici. Gli amici quando escono vanno a mangiare il gelato, vanno a mangiare la pizza, ed è una cosa che lei non può fare, la mette in difficoltà. Fatica a concentrarsi e deve studiare di più per stare al passo. È stanca, è perfezionista, cioè non può permettersi di prendere meno di 9,5. E se prende 9,5 pensa come mai non ho preso 10. Quindi studia ore e ore. Percepisce un gonfiore quando mangia anche piccole quantità di cibo, è un gonfiore reale, e si sente sazia subito. Non riesce ad andare in bagno e il ciclo salta. Ora, questi sintomi, come vedete, facciamo fatica a diciamo, trovare una linea che li colleghi tutti, sono piuttosto eterogenei. Quindi l'altra domanda è: che cosa sta succedendo? Come mai questi sintomi così diversi? E qui dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, nel senso che tutto quello che noi sappiamo a questo livello lo sappiamo da parecchi anni. E lo sappiamo grazie a questo signore. Questo signore si chiama Ansel Keys ed è stato il nutrizionista più noto del Novecento. Per capirci, è quello che ha inventato, ha coniato il termine di dieta mediterranea. È morto a Napoli pochi anni fa, è campato tantissimo, evidentemente la dieta mediterranea fa bene. Ma non solo. Ecco, questo, come viene fuori questa cosa qua? Allora, gli americani hanno questa abitudine che nell'esercito, in caso di guerra, vanno a reclutare anche persone, diciamo, specialisti, scienziati, perché... Allora, lui è stato reclutato perché doveva occuparsi dell'alimentazione dei soldati. Vi dice qualcosa? Vi dico le razioni K? Ecco, K viene da Keys, quindi è quello che ha inventato le reazioni K. Però poi si è posto un altro problema. E il problema qual era? È che dice, allora sappiamo, si parla del 44, sappiamo che in Europa c'è gente gravemente malnutrita nei campi. Ok, gli americani si stavano preparando a invadere l'Europa. Dice, però, una volta che siamo là, cosa facciamo con sta gente? Tu la sai curare la malnutrizione? E dice, no, qui in America di malnutriti non ne troviamo neanche uno. Dice, mica un problema. Li facciamo. Gli americani sono molto pratici, no? E quindi hanno fatto questa brochure, adesso non so se riesco a... ma quella lì a fianco, no? Quella lì, per capirci, no? Dice, siete disposti a far la fame, detta, per aiutare le altre persone a nutrirsi meglio? E quindi vanno a cercare volontari che si sottopongano a un esperimento, questo Minnesota Study. Cosa dovevano fare? Sostanzialmente stare a stecchetto, per capirci, quindi dovevano seguire una dieta di semidigiuno, voleva dire 600-800 calorie per ragazzi di 18-20 anni, quindi che dovevano andare in guerra, e una volta che questa cosa avesse portato a una perdita di peso andavano a studiare quello che succedeva. Tanto per darvi un'idea, questi sono gli effetti, no? Oggi con i comitati etici sarebbe impossibile fare uno studio di questo genere. Questi qua non vengono dai campi di concentramento, ma sono i partecipanti a questo studio. Non vi sto, anche per risparmiare tempo, a spiegare tutta la cosa, però è durato 6 mesi questo studio e è stato testato tutto quello che accadeva, no? E i sintomi che vedete qua, non vi sto a leggere, ma potete leggere rapidamente e comunque credo che poi l'abbiano a disposizione questo materiale, no? Sono i sintomi dell'anoressia. Quello che noi sappiamo dell'anoressia
è dato da questo. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi sintomi non sono causati da altro che la malnutrizione. Sono sintomi che hanno a che fare con il comportamento, no? Voi pensate, vi leggo soltanto questo: aumentato consumo di caffè, tè, spezie e chewing gum. Ecco, dici, ma sarà qualcuno? Tutte quante le persone dicono sì, capita anche a me. Raccolta di ricette e libri di cucina. Oggi non ci stupisce, ma quella volta là non era come adesso. Cioè un ragazzo probabilmente andava a giocare a baseball in America, non si metteva il grembiulino e faceva da mangiare, no? Ecco. E tutte queste cose noi le ritroviamo. Modificazioni emotive e sociali, quindi diciamo sintomi psicologici, modificazioni fisiche, che sono disturbi del sonno, sono questa difficoltà a digerire, eccetera. Ecco, tutti questi vanno a creare un circolo vizioso per cui io matematicamente, se comincio a entrare in questa strada, non riesco a uscirne fuori. Nel senso che faccio fatica realmente a mangiare. Ecco. La buona notizia qual è? Che tutti questi sintomi sono completamente reversibili. Quindi nel momento in cui queste persone sono state riabilitate, tutte queste cose, ecco, non ho detto una cosa, tutte queste persone ovviamente erano assolutamente sane da un punto di vista clinico, quindi corporeo e psichico. Ecco, sono tornate a una vita assolutamente normale, è rimasta un po' la fissazione del cibo. Okay. Posso permettermi? Certo. Quindi Letizia guarisce. Letizia non esiste, però sì, guarisce. Sì, lo so, la nostra Letizia guarisce. Ecco, la percentuale di guarigione. 70%. Perfetto. Però in certi casi il ruolo dell'ambiente e del luogo in cui si trova, insomma, poi la persona che rientra è quello di prima. Se l'ambiente ha costituito un fattore, la persona guarita come si riapproccia poi a questa rentrée, chiamiamola così? Questa è una bella domanda. È una bella domanda perché ci porta un po' fuori dal percorso che pensavo di fare, ma è estremamente importante. Allora, diciamo che c'è quello, diciamo, che forse mi ha fatto appassionare ai disturbi alimentari, è che da un lato sono disturbi del corpo, che influisce sulla mente, dall'altro sono disturbi esistenziali. Ecco, i disturbi esistenziali nel momento in cui entriamo nella sindrome è come se sparissero, no? Quindi è come se io bevessi per dimenticare, a un certo punto mi dimentico quello che dovevo dimenticare, però continuo a bere perché nel frattempo sono diventato un alcolista. Ok? Quindi però noi dobbiamo andare a recuperare quello. Quindi dobbiamo andare a recuperare dopo che appunto la persona è messa nelle condizioni di poter utilizzare il suo cervello, se riesca a arrivarci, e poi vi dico anche cosa succede anche rispetto alla capacità di risolvere i problemi. A quel punto lì si va a vedere qual è la situazione mia assolutamente personale, diversa da tutte le altre persone che apparentemente hanno i miei stessi sintomi. E questa è la parte della psicoterapia, che può essere appunto può richiedere una terapia familiare perché il problema era in famiglia, ma non è mica detto che sia così. Okay? Può essere che ci siano altre ragioni, ogni persona è assolutamente diversa. Non so se ho risposto. Certo. Allora, i familiari di Letizia sono estremamente perplessi perché la vedono dimagrire e lei continua a vedersi grassa. Com'è possibile? Allora, questa è la parte più inquietante di questo disturbo, no? Questa figura vi può dare un'idea di quello che succede, perché realmente queste ragazze si vedono diverse da come sono. Questa è sicuramente la parte delirante del disturbo, però non è che succede solo nell'anoressia. Sono altri disturbi simili
Per esempio ce n'è uno che si chiama dismorfofobia. Vedete questa ragazza qua che si intravede che c'ha un bel nasino francese, però si vede un nasone enorme. Voi sapete chi è il dismorfofobico più famoso della nostra epoca? Avrete sicuramente sentito, si chiama Michael Jackson. Michael Jackson, che aveva anche una capacità diciamo, di acquisto notevole, ha passato la vita a farsi interventi chirurgici per rimediare a quello che lui non tollerava del suo aspetto, diventando molto più bruttino di come era all'inizio, perché era anche un bel ragazzo, insomma. Ecco, questa è la dismorfofobia. Quindi io mi vedo un nasone che non ho, mi vedo dei denti bruttissimi che non ho in realtà. Ma come mai succede sta roba? Ma ce ne sono altre. Avete mai sentito parlare della sindrome dell'artofantasma? Sindrome dell'artofantasma è una cosa anche questa inquietante, no? Non c'entra niente con disturbi adolescenziali. Succede alle persone, all'incirca il 50% delle persone che subiscono un'amputazione. Queste continuano a sentire male al piede quando non hanno più la gamba. E ce n'è un'altra ancora che ho scoperto anche recentemente, perché non è un disturbo codificato, ma l'ho scoperto leggendo un giallo, esiste, e si chiama disturbo dell'identità dell'integrità corporea. È veramente inquietante questo, perché queste persone percepiscono una parte del loro corpo come estranea e quindi hanno un fortissimo desiderio di eliminarla. Vorrebbero amputarsi. C'è un gran bel libro che parla di questo, se vi piacciono i gialli, della Rowling. Sapete chi è la Rowling, quella di Harry Potter, no? Che dopo Harry Potter ha scritto una serie di libri che hanno un investigatore come protagonista e li firma con uno pseudonimo che è Robert Galbraith. Quindi se volete andare a vedere. Ecco, perché questa cosa qua? E questa ha a che fare con il modo in cui il nostro corpo è codificato nel cervello. Cerco di fare le cose in maniera veloce, però vedete che in questa area qua c'è la mappa del mio corpo. E il modo in cui io sento il mio corpo è determinato da come è codificata questa mappa. Per inciso, questa mappa non cambia nel tempo, per cui se io perdo tanto peso, io continuo a sentirmi come sono prima, come ero prima. Non è che corrisponda bene, vedete, se noi andiamo diciamo, facciamo un pupazzetto, viene questo personaggio qua, perché corrisponde alla, diciamo, a quante terminazioni nervose ci sono. Per cui abbiamo un'idea molto chiara delle mani, abbiamo un'idea molto chiara delle nostre labbra, della lingua, molto meno del resto. Questo determina come ci sentiamo. Noi pensiamo sempre in termini visivi, quindi io mi vedo grasso, ma non è vero che mi vedo grasso, per la gran parte mi sento grasso. E quindi quello che succede a queste ragazze è che hanno una sensazione di essere grasse, e questa è vera, cioè la sentono, solo che non lo sono, e non c'entra niente se le andiamo a vedere, no? Non so se sono abbastanza chiaro, ecco, cerco di non stare troppo tempo, ma è soltanto per darvi un'idea. Ecco, per studiare questa cosa qua, noi utilizziamo, diceva prima il dottor D'Amico, degli strumenti, no? Noi abbiamo uno strumento molto costoso che ci abbiamo fatto arrivare dall'America, ed è questo. No, ovviamente è una battuta. Questa è una cordicella che era di una felpa e c'è anche una mollettina, se vedete bene, no? Ecco, con questa noi facciamo fare alle ragazze una stima sul tavolo. Dico, ma fammi un attimo il tuo girovita, no? E vi assicuro che certe volte c'entro io 2 volte nel girovita che mi fanno. Nel momento in cui dico verifichiamo la cosa, cioè non ci credono, non è una cosa per loro plausibile, perché loro non si sentono così.
si può lavorare su questa cosa. Di solito si lavora in una fase in cui incomincia a esserci una consapevolezza diciamo, del fatto che c'è una distorsione. E allora si lavora in una maniera abbastanza semplice. Io li faccio fare questo esercizio, no? Si guardano allo specchio, poi si sentono chiudendo gli occhi, no? Poi fanno questa stima a casa loro, no? E poi vanno a vedere quanto hanno sbagliato. Lo fanno su questa tabellina qua. Ecco, fatto regolarmente, questa cosa ha un effetto riabilitativo piuttosto importante. Ok, come sono? Puoi permetterti delle conclusioni avvincenti. Va bene. Allora, dunque, vediamo un po' cosa saltare. Allora, diciamo che poi succede un'altra cosa importante, no? Questo forse lo posso dire, nel senso che dopo un po' di tempo, non sappiamo quanto tempo, può essere dopo 6 mesi, dopo qualche anno, Letizia incomincia a mangiare e non riesce più a fermarsi e si spaventa moltissimo di questo. Cosa è successo? E qui ci vengono in aiuto gli amici di Cenerentola, che sono i topolini. Siamo al centro culturale, giusto? Sì. Ok. Allora, prego. Allora, con i topi si sono fatti questi studi, no? Si è provato a vedere che cosa succede. I topi hanno un sistema digerente molto simile al nostro. Si è provato a vedere che cosa succede dandogli uno schema che è simile a quello di una dieta, quindi andando a ridurre le assunzioni giornaliere, no? E oltretutto dandogli delle soluzioni di glucosio. Allora, quello che si è visto è che in questa maniera, ve la faccio breve, i topi vanno a generare una dipendenza da glucosio che sia nella sintomatologia che nella crisi d'astinenza è identica a quella da cocaina. Ok? Questo succede anche, non succede così negli umani, nel senso che nei topi è un pochino più, diciamo, sono un po' meno complessi di noi. Però in realtà volevo farvi vedere questo studio, poi andrò a concludere. Vedete, questo è uno studio fatto sugli obesi, ma identico a quello che può succedere nei disturbi alimentari. Guardate la parte più alta, no? La PET è tomografia emissione di positroni, positroni antimateria, una roba interessantissima. Quello che viene identificato è il centro della gratificazione. Il centro della gratificazione è estremamente importante nel nostro cervello, perché è quello che ci permette di provare piacere, il centro più importante del nostro cervello. Lo vedete in rosso, no? Ecco, quello che vedete è che nelle persone obese funziona meno che nelle persone che non hanno un problema di obesità. No, che siano normali poi non lo sappiamo, però non hanno quel problema lì, ok? E questo perché c'è una carenza di alcuni recettori della dopamina, che vabbè non sto a specificare. Il problema qual è? Che questa cosa qua è identica negli assuntori di cocaina e negli assuntori di alcol. È questo che dicevamo all'inizio, questa è la food addiction, è la dipendenza da glucosio. Ok, allora, per concludere, nel senso che questa ve la risparmio, la cura. Allora, la cura è importante che avvenga presto. Qui vi ho fatto poi quando avrete il materiale, se volete andare a vedere, però cosa dice questa diapositiva in buona sostanza? Dice che se noi agiamo nei primi 3 anni, non abbiamo un adattamento neurologico così elevato da avere difficoltà a ritornare alla situazione di prima. Adattamento neurologico cosa significa? Significa che il nostro cervello si abitua a fare determinate cose, ma anche si altera. Si altera come? Nel senso che, vedete, non so se siete esperti di cervelli, però questa parte nera sono i ventricoli e vi assicuro che in un cervello normale non sono così grandi.
Quindi c'è una riduzione delle dimensioni del cervello, in particolare della materia grigia, c'è una riduzione dell'ippocampo, che è quella struttura che ci permette di memorizzare le cose, e anche la corteccia cingolata dorsale laterale, che è un altro degli elementi che ci permette di agire nelle situazioni di risoluzione dei problemi. Vediamo, ecco, quindi il cervello ha bisogno di 500 calorie al giorno. Noi abbiamo persone che ci arrivano che ne consumano 300 in tutto. 500 per il cervello più quello che serve dell'altro, che insomma anche il resto del corpo ha le sue esigenze. Ok, questo vi faccio vedere soltanto questa parte qua, poi tutte le altre cose eventualmente se ci saranno domande. Se va ad agire nella fase tra i 5 e i 18 anni, va ad agire in una fase in cui succedono delle cose molto ma molto importanti nello sviluppo cerebrale. E quindi capite perché agire subito, precocemente, e non trascurare soprattutto le persone che sono in queste fasi di età è il cruccio che dobbiamo avere principalmente. Sono andato fuori di tanto? No, perfetto, grazie. Io approfitto mentre Liliana Giust si prepara a prendere il posto di Gianluigi Luxardi, approfitto per fare anche una breve sintesi per chi in streaming si è collegato in corso di intervento. Abbiamo sentito Roberto Dall'Amico che ci ha parlato insomma di quella che è la sua esperienza come medico e di quella che è la struttura che gestisce a Pordenone. Poi adesso si è appena concluso l'intervento di Gianluigi Luxardi che ci ha parlato raccontandoci appunto questa storia di un personaggio fittizio, Letizia, quello che può essere lo sviluppo di un disturbo alimentare, le sue ragioni profonde. E ora con Liliana Giust andremo ad affrontare un altro tema ancora, che è quello, mi permetto di riassumerlo, del rapporto insomma diretto con il territorio, le persone che richiedono un aiuto per un disturbo alimentare. Ecco, è sempre bene ricordare che per via di tutti questi contributi che stiamo ascoltando oggi, qualunque persona con un disturbo alimentare o gli amici di una persona o i familiari di una persona con disturbo alimentare non sono da sole. C'è una struttura, ci sono dei professionisti, ci sono degli interessati, c'è un sistema che è stato messo in piedi grazie a un impegno pluridecennale, ce ne parlerà appunto Liliana Giust. Io non anticipo quelli che sono i progetti che sono già in corso e che insomma verranno lanciati a breve, ma sono progetti che appunto vanno incontro a chi ha bisogno di un consulto, di un aiuto per un disturbo alimentare, e affronteremo, io almeno una delle domande che vorrei fare, appunto il rapporto con la vergogna del primo contatto, magari che c'è. Capita agli altri, non può capitare a me, di solito è questo insomma un po' che si dice. Come superare questo muro della vergogna? Liliana Giust, prego. Buonasera a tutti, allora darò prova di una grande flessibilità mentale perché avevo in programma un intervento di 30-35 minuti e dovrò restringere il più possibile. Io dopo queste due bellissime relazioni di due professionisti mi parlerò di quello che è il punto di vista delle famiglie. E il punto di vista delle famiglie è un punto di vista un po' difficile da spiegare perché per i genitori non è mai facile parlare, perché come diceva poc'anzi il nostro moderatore, lo stigma che circonda i disturbi del comportamento alimentare è ancora molto forte. Non sono considerate malattie normali proprio per alcuni motivi fondamentali. L'ignoranza, perché molto spesso perlomeno i profani non addetti ai lavori ignorano che i disturbi del comportamento alimentare sono delle vere malattie, che non sono dispetti o fissazioni dei ragazzi che ne soffrono. Vergogna,
perché nessuno si vergogna di avere una malattia organica e di dirlo, nessuno si vergogna di dire che è diabetico, iperteso, cardiopatico, quant'altro. Perché ci si deve vergognare di dire di avere un figlio che soffre di un disturbo del comportamento alimentare? E la paura che colpisce tutti noi quando parliamo di malattie che non colpiscono solo il corpo, ma anche la mente. È per questa serie di motivi che le malattie psichiatriche spesso sono considerate malattie di serie B, malattie che colpiscono sia il corpo che la mente, come i disturbi del comportamento alimentare. L'inizio è un dramma. L'inizio è un dramma perché la malattia piomba sulla famiglia con la violenza di un tornado e scompagina gli equilibri familiari. Veramente è una cosa che uno si augura, ma perché non è capitata una malattia organica? Io me lo sono augurata a lungo, facendo il medico a maggior ragione, perché avrei detto so come curarla. I familiari a volte non si accorgono, perché spesso sono gli ultimi ad accorgersene, attribuendo magari delle anomalie di comportamento o a disturbi fisiologici dell'umore tipici dell'età adolescenziale, oppure il desiderio di perdere qualche chilo di troppo, come comincia spesso un disturbo alimentare. Poi inizia il senso di colpa. Perché è accaduto proprio a noi? Il senso di colpa è un senso di colpa che accompagna sempre i genitori di ragazzi affetti da disturbi del comportamento alimentare, perché per tanti decenni ci hanno detto che la colpa era di una madre invasiva, pervasiva. Adesso per fortuna abbiamo scoperto che esiste una base genetica su cui si innescano indubbiamente dei fattori ambientali, e il dottor Luxardi ce l'ha ben illustrato, però vi garantisco che il senso di colpa non ci abbandona mai, e per fortuna io sono madre di 3 figli e quindi nei momenti più bui della malattia il fatto di averne 2 tra virgolette normali mi ha aiutato moltissimo. Ma ho sempre pensato con grande sofferenza alle madri di figlie uniche, figli o figli unici che soffrono di disturbi alimentari, e veramente vi garantisco che è una cosa dolorosissima. Però quando capisci che rinchiuderti nel dolore non serve a nulla, solo allora diventi positiva e collaborativa. Io per 1 anno circa sono stata distrutta dalla rivelazione, tanto più che ero un medico e non mi ero accorta della malattia di mia figlia, e quindi mi sono sentita doppiamente colpevole. Però solamente quando ho capito che chi aveva veramente bisogno di aiuto era lei e non io, ho potuto rendermi utile ed entrare in un percorso positivo. Il percorso terapeutico è sempre un percorso lungo, come diceva il dottor Luxardi, più lungo una volta forse quando le diagnosi erano più tardive, più veloce adesso, però è sempre un percorso lungo, tortuoso, difficile, si fanno 2 passi avanti e 1 indietro, è costellato di ricadute, ma sempre in un maggior numero di casi è coronato dalla guarigione, e vi garantisco che è rinascere, è una nuova vita. Il primo passo fondamentale in questo percorso terapeutico è l'alleanza terapeutica. Se i genitori e i terapeuti stipulano fra di loro un'alleanza terapeutica, la guarigione viene molto più facilmente, più rapidamente, per cui è fondamentale che i familiari si avvalgano del team multidisciplinare, quindi si rivolgano a un centro di eccellenza possibilmente, ma ne abbiamo per fortuna nella nostra zona, ma dobbiamo non solo affidarci ai curanti, ma anche fidarci di loro, fare veramente un atto di fiducia, perché questa alleanza viene percepita e aiuta moltissimo la guarigione. E nel percorso terapeutico è anche fondamentale la terapia familiare, cioè una terapia che non riguardi soltanto il ragazzo o la ragazza affetta dal disturbo, ma anche la famiglia. E questo richiede un grande atteggiamento di umiltà. Vi garantisco che quando ci si sente delle persone equilibrate, se si è arrivati nella vita, io non ho mai sofferto di un disturbo psicologico, non sono mai stata depressa, eppure quando vedi che hai una figlia che rischia di morirti, accetti qualsiasi cosa e ti accetti anche con grande umiltà di sottoporti a un percorso di cura che poi si rivela essere importantissimo, perché la terapia familiare per la nostra famiglia è stata fondamentale per ristabilire delle relazioni. Noi eravamo la classica famiglia del mulino bianco, genitori bravissimi, figli bravissimi, tutti bravissimi, tuttissimi, però la malattia è arrivata ed è stata fondamentale la terapia familiare perché ci ha fatto capire le difficoltà di relazione che c'erano e ci ha fatto maturare, perché faccio un piccolo esempio.
analizzando un singolo episodio della nostra vita familiare, banalità, si analizza un episodio e vedi che noi genitori l'avevamo espresso questo episodio in un certo modo, avevamo posto questa questione in un certo modo che era uguale io e mio marito. I figli avevano capito questo episodio, l'avevano interpretato in modo diametralmente opposto. Noi avevamo detto A e loro avevano detto B, ma non soltanto la ragazza malata, anche i fratelli insieme. Per cui sono saltate fuori delle cose, ma voi quella volta intendevate dire questo, noi intendevamo dire quello. Questo percorso è stato estremamente positivo ed è durato alcuni mesi per capire le difficoltà relazionali in una famiglia perfetta. Alla fine mia figlia è arrivata a dire che se la sua malattia doveva arrivare nella nostra famiglia per cambiare in questo modo le nostre relazioni, è stata la benvenuta. Io non mi spingo a questo perché non è stata per niente la benvenuta, però a posteriori mi rendo conto di quale percorso abbiamo compiuto e di come adesso che viviamo ognuno la sua vita, questo sia servito nel farci crescere proprio come famiglia e nel rafforzare la nostra sintonia. È importante anche la rete familiare, perché nonni, zii, amici e parenti non sempre sono un aiuto, spesso sono un problema perché non vivendo insieme non si rendono conto di cosa voglia dire un disturbo alimentare, pensano di risolverlo spesso andando in pasticceria o facendo una bella pasta asciutta e non si rendono conto quanto questo piuttosto sia estremamente negativo in determinati momenti. Per cui c'è una indubbia difficoltà di far capire la malattia. Però vale la pena perché alla fine la figlia o il figlio, parlo di figlia perché generalmente sono più le ragazze ma anche i figli, è veramente una persona nuova, magari non la persona che voi avreste voluto che fosse o avreste immaginato che fosse, perché io non mi ero mai fatta un'idea di come avrebbe dovuto essere mia figlia da grande, solo che avevo sbagliato perché cercavo di comportarmi con lei come mi sarei comportato con me adolescente, senza capire che lei era una persona diversa da me. E quindi una vera e propria rinascita. Una rinascita che per fortuna adesso, ripeto, nella maggior parte dei casi avviene. E quindi è importante il ruolo della famiglia nel percorso terapeutico, perché la famiglia non deve essere un problema ma una risorsa e colpevolizzare non aiuta. Le famiglie invece vanno incoraggiate, comprese nella loro fatica, sospendendo ogni giudizio e mostrando rispetto per il loro dolore e vanno aiutate proprio a concentrarsi nelle proprie abilità di coadiutori della cura, trovando soluzioni ai problemi. Ed è qui che si innesta la nostra associazione, il ruolo della nostra associazione. Adao Friuli nasce proprio con l'obiettivo di sostenere e supportare le famiglie nel difficile percorso di cura. E quindi nasce nel 2003, poi dal 2010 fa parte di una rete di associazioni nazionali, di associazione nazionale che è Consulta Noi, la quale raccoglie circa una ventina di associazioni come la nostra diffuse in tutta Italia. Le attività di Adao Friuli sono molteplici, alcune le dettaglierò un po' meglio, altre invece le salterò, ma comunque diciamo che il pilastro, la base su cui fonda la nostra attività è il gruppo di automutuo aiuto guidato. Io lo definisco un luogo dell'anima, un luogo dove i genitori e i familiari si possono incontrare senza vergognarsi di esporre i loro sentimenti, perché sanno di essere capiti da persone che stanno vivendo o hanno vissuto la stessa esperienza, e quindi è un luogo di grande comunicazione ed empatia. Noi siamo guidati da una psicologa che ci fa un po' da trade union, un po' da guida, da facilitatrice, e però in questi momenti veramente non ci sentiamo giudicati, ci sentiamo compresi, e quindi questi incontri che hanno una cadenza quindicinale sono fondamentali. Per tutto il lungo periodo del lockdown purtroppo abbiamo dovuto incontrarci online, e abbiamo scoperto che questa modalità di incontro non suscita ugualmente la stessa empatia, perché trovarsi di persona è molto meglio. Abbiamo ricominciato i nostri incontri in presenza, con tutte le sicurezze del Covid, in una sala molto grande, eccetera, cambiando la sede soltanto nel mese di ottobre. Speriamo di non doverci rifermare adesso, perché sarebbe veramente molto dura.
Un altro qui c'è tutta una serie di cose che noi facciamo, sottolineo la borsa di studio. Noi ogni anno diamo una borsa di studio a un giovane una giovane professionista, generalmente uno psicologo che si avvia nel mondo del lavoro nel campo dei disturbi del comportamento alimentare, e facciamo tutta una serie di iniziative che adesso descriverò magari proseguendo la mia trattazione. E nel corso degli anni noi abbiamo prodotto una serie di libri, tra cui L'Opuscolo fuori dal tunnel. L'Opuscolo fuori dal tunnel, vediamo se riesco a tornare indietro, sì. L'Opuscolo fuori dal tunnel è curato dal dottor Luxardi e dalla dottoressa Tisiot, che è un po' un opuscolo in forma molto semplice ma completa, che forniamo sia ai familiari che nelle occasioni in cui facciamo delle serate. E poi sono stati pubblicati questi solo online. A proposito di Fuori dal tunnel, adesso è in corso una riedizione completa del libro, ci sarà un rifacimento completo, considerando che la malattia è mutata moltissimo nel tempo, che sarà curato appunto dalla dottoressa Fiorenza Marchiol e dal dottor Luxardi. La dottoressa Fiorenza Marchiol è una professionista molto capace che ci ha aiutato in molte iniziative. Successivamente appunto abbiamo fatto 2 quaderni, questi solo online, che sono per addetti ai lavori, rivolti ai medici di medicina generale, e la traduzione delle linee guida americane, a cui ha fatto cenno prima anche il dottor Dall'Amico. Siamo stati anche produttori di 2 cortometraggi sui disturbi del comportamento alimentare, La giornata di Eva del 2007 e Disorder, storia di un manichino del 2013. Si tratta di 2 cortometraggi, il secondo finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che sono utili soprattutto in ambito da Cineforum, perché richiedono una presentazione e anche un dibattito. Soprattutto Disorder l'abbiamo utilizzato parecchie volte perché è molto d'impatto ed è stato realizzato a San Vito al Tagliamento, proprio girate le scene in un inverno con la nevicata anche abbiamo avuto. Uno dei nostri cavalli di battaglia era la presentazione teatrale, il teatro dibattito Il vestito azzurro, che stiamo rappresentando in varie località della provincia dal 2015. È nato da una bellissima collaborazione con la compagnia teatrale Proscenium di Azzano Decimo, una compagnia che si occupa anche di temi molto importanti come il disagio giovanile, la tossicodipendenza, l'Alzheimer, e con la quale appunto abbiamo realizzato questo spettacolo. Si tratta di una rappresentazione teatrale che in maniera leggera ma non per questo meno seria parla di disturbi del comportamento alimentare. È una storia che si svolge in un negozio di abbigliamento dove passano molte figure con vari tipi di disturbo. La rappresentazione teatrale dura circa un'oretta scarsa e poi segue il dibattito alla presenza di professionisti e di persone esperte, e questo progetto ci ha coinvolto talmente tanto che il dottor Luxardi ed io siamo diventati degli attori, con il dottor Luxardi molto bravo, io un po' meno. Dovevamo andare quest'anno anche avevamo in programma 2 uscite, una a Budoia e l'altra addirittura a Trieste, purtroppo il Covid ci ha bloccato, speriamo di poterlo realizzare nel futuro. Un altro lavoro molto buono che abbiamo fatto è stato il corso per insegnanti ed educatori nel 2018. È un corso che abbiamo proposto per 4 settimane, si svolgeva il venerdì pomeriggio per tutto il pomeriggio, è stato un corso accreditato per MIUR ed era rivolto appunto a insegnanti e educatori. Perché? Perché gli insegnanti e gli educatori, così anche come gli allenatori, sono molto spesso coloro che per primi intercettano i segni della malattia, prima ancora dei genitori, perché ci stanno molto più insieme con loro che con noi, e quindi per favorire la diagnosi precoce e anche la prevenzione e garantire quindi un percorso di cure molto più rapido e meno invasivo e meno doloroso per tutti, questo corso ha avuto un grande successo, un grande seguito. Lo abbiamo svolto, 2 giornate sono state svolte al liceo Grigoletti di Pordenone e 2 giornate al liceo Le Filandiere di San Vito. Un grande progetto che abbiamo portato in porto e di cui siamo particolarmente contenti è stato il progetto Sana Alimentazione durante l'anno scolastico 2018-2019, grazie alla lungimiranza di una dirigente scolastica, Lucia Cebin, che ci ha consentito di lavorare in 2 scuole secondarie inferiori della provincia, la scuola media Lozzer di Torre e la scuola
media Amalteo Tomaseo di Ligugnana di San Vito al Tagliamento. Praticamente questo progetto è un progetto che ci è stato finanziato dall'azienda 5, l'attuale ASFO, e praticamente si è svolto, è un progetto che ha arruolato 8 classi delle scuole medie, seconda e terza media, 8 classi, le quali sono state coinvolte in un progetto guidato dalle psicologhe in aula. Praticamente si trattava di 5 incontri di 2 ore a cadenza settimanale, guidate da 2 psicologhe, che hanno lavorato molto sul concetto di bellezza, il concetto della bellezza del corpo, dell'immagine corporea, di quelle che sono i messaggi che ci vengono veicolati dai media riguardo al corpo. Hanno fatto un grandissimo lavoro, la dottoressa Burigo e la dottoressa Marchiol, e successivamente un gruppo di questi ragazzi volontari ha partecipato a un laboratorio Mani in Pasta, cosiddetto, in collaborazione con l'Istituto Alberghiero di Aviano, praticamente seguendo il percorso del cibo dalla terra al piatto. Processo fondamentale perché i nostri ragazzi che mangiano dal sacchettino molto spesso non sanno che quello che si trovano nel piatto arriva alla fine di un percorso che parte nella coltivazione della terra, cosa che i nostri nonni potevano sapere meglio di loro, e poi arriva attraverso il lavoro di pulitura, di cottura e anche di apparecchiatura della tavola, arriva nel piatto, in modo da acquistare consapevolezza sull'atto del mangiare. E poi un altro gruppo di ragazzi volontari ha fatto un'esperienza di laboratorio teatrale, sempre con la compagnia Proscenium, la cosiddetta alimentazione sana va in scena, alla fine del quale, perché si è visto che praticamente l'attività teatrale molto spesso è uno strumento per tirar fuori quello che uno non riesce a tirar fuori con le parole. E quindi alla fine questi ragazzi sono riusciti a mettere in onda un piccolo video in cui avevano simulato praticamente loro un disturbo alimentare con tutti i professionisti e il modo con cui approcciarlo e curarlo. Ecco, questa alla fine è stato il risultato finale di questo lavoro, è stata la produzione di un opuscolo di cui abbiamo consegnato parecchie copie anche qui, ma non possiamo distribuirle, ma eventualmente in altre occasioni se avremo l'opportunità lo potremo fare. Un opuscolo che si è avvalso anche delle bellissime immagini grafiche del nostro creativo pordenonese Ugo Furlan, questa è la prima e la quarta di copertina, non sono un numero sulla bilancia, è il nostro slogan, queste sono le 3 schede allegate all'opuscolo. L'opuscolo è proprio per la consultazione per i genitori e anche per la popolazione in generale, e mi preme sottolineare appunto quello che c'è scritto in queste schede. Queste le hanno fatte, sono il frutto del lavoro dei ragazzi. Gestione salutare del peso, il lavoro che hanno fatto con le psicologhe in aula. Il concetto di bellezza legato all'immagine corporea è mutevole nel tempo. La bellezza non si identifica col peso. Sana alimentazione significa benessere senza restrizioni e senza esagerazioni alimentari. Il benessere e la visione positiva di sé non devono essere condizionate e manipolate dai media. Poi lavorare con le mani aiuta a conoscere il cibo, evoluzione, impastare, lavare, mondare, tagliare, versare, mescolare e infine apparecchiare. Quindi modificare e migliorare il rapporto con il cibo e i relativi comportamenti alimentari per avere una maggiore consapevolezza. Infine la sana alimentazione va in scena, le regole del teatro: osservazione, ordine, silenzio, focalizzazione, cooperazione. Il teatro è una metafora della vita, possiamo rappresentare i nostri problemi e cercare di risolverli. Infine abbiamo fatto quest'anno, poco prima del lockdown, tanto che non siamo riusciti a fare l'ultima giornata, l'abbiamo fatta solo virtuale, un corso per allenatori tecnici, istruttori e insegnanti di scienze motorie in collaborazione con il CONI, che ci ha dato un grandissimo aiuto, rivolto appunto a queste categorie che, come gli insegnanti educatori, dicevo prima, sono molto spesso i primi a intercettare i disturbi del comportamento alimentare. È stato un corso frequentatissimo con una grandissima attenzione, abbiamo avuto 44 iscritti e l'intenzione è quella di farne degli altri non appena la situazione sanitaria si sarà sistemata, proprio perché abbiamo visto quanto bisogno c'è di questo tipo di formazione. Il corso che è stato patrocinato dall'azienda 5, dall'ASPO, si è potuto offrire gratuitamente proprio grazie a un aiuto dal Rotary Club di San Vito al Tagliamento. Adesso stiamo facendo degli incontri di educazione permanente alla popolazione a San Vito al Tagliamento, parlo
del centro diurno, che è il futuro di Adao Friuli, futuro prossimo, è quello che ci sta molto a cuore. Ne aveva accennato prima il dottor Dall'Amico. Che cos'è il centro diurno? Il centro diurno è l'anello mancante nella catena delle cure per i disturbi del comportamento alimentare. Noi qui abbiamo un ottimo centro dei disturbi alimentari che funziona da quasi 25 anni, abbiamo una ottima pediatria che abbiamo visto come lavora e che il dottor Dall'Amico non l'ha detto, è stata il modello, il prototipo di questo modello regionale che adesso è stato validato e accettato, ma quando è partito lui era da solo. È stata un po' un'iniziativa di loro due, di Gianluigi Luxardi e di Roberto Dall'Amico, di far partire questo modello che il dottor Dall'Amico ci ha ben illustrato, e non è stato facile perché non è che fossero tutti d'accordo, e poi è diventato un modello regionale. Ecco, cos'è che manca? Manca il centro diurno. Il centro diurno è un luogo dove le ragazze che vengono dimesse dalla pediatria, ma non sono ancora in grado, i ragazzi e le ragazze che vengono dimesse dalla pediatria, ma non sono ancora in grado di seguire un semplice percorso ambulatoriale, possono continuare sganciandosi dal ricovero, ma al tempo stesso senza rientrare completamente a casa. È un luogo dove possono, pur mantenendo le loro relazioni sociali, andando a scuola o al lavoro o quant'altro, possono però venire ad assumere i pasti, che sono quindi osservati e non controllati, come diceva giustamente il dottor Dall'Amico, ma da personale, da volontari e da dietisti. Possono essere sottoposti agli accertamenti clinici, alle cure, fare il percorso psicoterapico, possono avere anche delle attività di svago come l'arte terapia e la musicoterapia. Sono 3 anni che questo centro è stato presentato ufficialmente alla stampa dalla nostra direzione sanitaria, senza che ancora se ne sia fatto granché. Vi risparmio tutta la trafila e tutte le cose che sono successe. Pare che adesso finalmente le cose stiano andando bene, perché da pochi giorni sono cominciati i lavori di adeguamento dei 3 locali annessi alla pediatria che sono stati individuati come sede di questo centro, e speriamo che noi siamo fiduciosi che finalmente si possa arrivare alla fine di questa storia lunghissima, anche dopo aver ottenuto il contenitore, che sarà adeguatamente arridato grazie a un service del Rotary Club di San Vito insieme agli altri Rotary Club della nostra provincia. Speriamo, appunto, dicevo, che oltre al contenuto ci sia anche poi il contenitore, ci sia anche il contenuto, nel senso che sono state individuate 3 figure professionali, uno psicologo, un educatore e una dietista, un terapista nutrizionale, un terapista della riabilitazione e un dietista, una dietista, e speriamo che appunto si possa veramente partire, perché, come diceva sia il dottor Dall'Amico che il dottor Luxardi, quanto più si fa diagnosi precoce, quanto più si interviene nelle cure, quanto più le cure somministrate sono corrette, tanto meno dura la malattia e tanto meno dura il percorso doloroso per tutta la famiglia. Vi garantisco che risparmiare qualche mese o qualche anno non ha prezzo. Ho ancora qualche minuto? Certo. Sì. Parlo ora di Consulta Noi. La Consulta Noi, vi dicevo, è l'associazione di familiari a cui facciamo parte, è un'associazione nazionale che ci ha consentito di essere più forti, perché logicamente se Adao Friuli va a Roma a chiedere qualcosa le ridono in faccia. Se invece ci va un'associazione che conta 20 associazioni come la nostra, il numero, come sappiamo, ha un potere ineludibile. Quindi è un'associazione di secondo livello, costituita nel 2010, e il primo grosso risultato che ha ottenuto Consulta Noi è stata quello di vedere riconosciuta la giornata nazionale del fiocchetto lilla come giornata nazionale di sensibilizzazione nei confronti dei disturbi del comportamento alimentare. Questo è avvenuto nel 2018 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del riconoscimento, ma noi ricordiamo la giornata del fiocchetto lilla dal 2012, cioè dall'anno successivo, in cui il 15 marzo 2011 morì Giulia Tavilla, una delle tante vittime di questa vittime silenziose di questa strage che si sta compiendo e che tuttora si sta compiendo. È la seconda causa di morte in età giovanile dopo gli incidenti stradali, l'anoressia e la bulimia.
Giulia era figlia di Stefano Tavilla, il presidente dell'Associazione Minutro di Vita di Genova, il quale dopo aver perso sua figlia e perché non ci fossero più altre Giulie e perché il sacrificio di Giulia, che è morta attendendo un ricovero che non è mai avvenuto, in lista d'attesa, perché non ci fossero più altre Giulie e perché si ricordasse il sacrificio della sua Giulia, Stefano ha pensato alla giornata nazionale e ha lavorato tantissimo insieme a Consulta Noi perché questo potesse essere realizzato. E quindi gli obiettivi della giornata, non ve li leggo tutti, ma sono sostanzialmente essere vicini alle famiglie, difendere i diritti di coloro che soffrono di disturbi del comportamento alimentare e dal 2012 appunto noi ricordiamo questa giornata con lo slogan Coloriamoci di lilla, e infatti il 15 marzo vengono colorate le fontane di molte piazze d'Italia, vengono illuminati gli edifici pubblici, ci sono tutta una serie di iniziative a cui ADAO Friuli ha partecipato fin dal primo anno. E quindi dal piccolo fiocchetto lilla di Genova si è moltiplicata la partecipazione e nel 2019 abbiamo avuto più di 150 eventi in molte città d'Italia. Nel 2020 purtroppo il 15 marzo, voi sapete, eravamo tutti bloccati in lockdown, per cui noi avevamo tutta una serie di programmi, tra cui oltre all'illuminazione dovevamo fare una marcia non competitiva che è stata ovviamente annullata perché camminando insieme possiamo raggiungere grandi traguardi, ma noi li raggiungeremo ugualmente perché la marcia è solo rinviata. Se al prossimo o quello successivo ancora non si sa, comunque noi siamo qua e speriamo di esserci ancora. Queste sono tutte le piazze di città italiane, dalle città più grandi, Roma, Milano, Venezia, Napoli, Genova, ai paesi più piccolini, Azzano Decimo, Chions, Pravis Domini. E in tempi di Covid Consulta Noi ha pensato di utilizzare questo mezzo potente che sono i media per fare alcuni webinar, cioè dei seminari via web che sono già iniziati e sono promossi da Consulta Noi e hanno come tema alcune criticità nei percorsi di cura. Si sono già svolti 2 webinar che però si possono anche rivedere perché accedendo alla pagina Facebook di Consulta Noi sono tuttora presenti, oppure anche nel relativo canale YouTube. I primi 2 incontri hanno trattato dei luoghi di cura e del ruolo della burocrazia. Sono 2 criticità molto importanti perché non in tutta Italia siamo fortunati come qua. Ci sono dei luoghi come la Sicilia, la Sardegna in cui c'è zero e quindi questo costringe a dei pellegrinaggi, a dei viaggi della speranza ai genitori che non sempre poi tra l'altro possono tenere le cure perché non hanno le autorizzazioni dalle aziende sanitarie di pertinenza. Quindi questo è un problema molto critico. Il 10 novembre ci sarà il prossimo webinar alle ore 18 che sarà dedicato alla formazione del personale medico e sanitario e alla formazione di insegnanti, tecnici, allenatori, istruttori, un tema che mi è molto caro perché avendo fatto il medico di medicina generale per quasi 36 anni purtroppo so benissimo come la formazione nostra sia carente in questo settore e quindi creare dei programmi però che devono partire dall'altro, dal Ministero della Sanità e della Salute e dalla FNOMCEO, cioè la Federazione Nazionale dei Medici di Medicina Generale, è fondamentale perché un medico di medicina generale attualmente non è assolutamente formato per questo e quello che sa lo sa solo magari per proprio interesse personale o perché ci ha sbattuto contro per un motivo familiare come è accaduto a me. E quindi se vi interessa sappiate che alle ore 18 del 10 novembre questo webinar particolare sarà proprio curato, avrà la responsabilità nostra, quindi da noi, da ADAO Friuli, e ci saranno personaggi autorevoli presenti. Ce ne sarà un altro poi l'ultimo, il 1° dicembre, sul ruolo della famiglia. E quindi io arrivo a conclusione mettendo questa diapositiva in cui c'è il nostro slogan appunto, non sono un numero sulla bilancia, perché il valore di una persona non si giudica sul numero che segna la bilancia, che sia alto, che sia basso, ma si giudica in base a quelle qualità che tutti noi abbiamo e che ciascuno di noi ha. E quindi vi ringrazio dell'attenzione. Grazie. Giusto, è straordinario il numero di iniziative che vengono organizzate sul tema e il coordinamento che c'è. Abbiamo visto, c'è ancora qualche nodo da risolvere, non tutto è
perfetto, però insomma nulla, no la prego stia qua, nulla, ci saranno sicuramente, ci sarà stata un'evoluzione nella risposta che si può dare rispetto, faccio un conto un po' così, al 1984. Se a Chions una persona nel 1984 giovane avesse detto ho un disturbo alimentare, come l'avrebbero presa? Lei riesce a segnarmi delle tappe che hanno portato all'attuale impegno? Allora, io ho cominciato a lavorare nel 1982, 26 anni, e ho cominciato a lavorare in questo paese dove poi ho fatto tutto il mio iter di medico di famiglia e dove tuttora vivo. Allora parlare di disturbi del comportamento alimentare era assolutamente un tabù e non se ne sapeva nulla, io ne sapevo quasi nulla. Ho cominciato a sapere qualcosa di disturbi del comportamento alimentare qualche anno dopo, quando ho avuto la mia prima paziente affetta da disturbo del comportamento alimentare, che andava a farsi dei flebo ogni tanto al policlinico, ricordo, e in quell'occasione poi giù di lì ho conosciuto il dottor Luxardi telefonicamente, perché era lui il riferimento, perché è stato lui che ha fatto nascere il centro dei disturbi alimentari a San Vito. Per molti anni quindi la mia conoscenza di disturbi alimentari era limitata a questo, era qualcosa di cui si doveva assolutamente evitare di parlare e soprattutto anch'io come medico mi sentivo impreparata e ogni volta che vedevo una ragazza francamente anoressica di aspetto, cercavo di girare lo sguardo dall'altra parte perché stavo male. Poi, quando la malattia è arrivata nella mia famiglia, nella nostra famiglia, nel 2005, è arrivato il tornado. Ed è arrivato anche un tornado nel paese dove abito, perché quando mia figlia ha accettato, io abito in un paese piccolo, quindi le notizie volano, tanto più se riguardano il medico, quando mia figlia ha accettato di farlo sapere in giro, anche perché lo avrebbero saputo altrimenti e magari in maniera distorta, io ho avuto, vi garantisco, il pellegrinaggio in ambulatorio. Il disturbo del comportamento alimentare allora era, come temo anche adesso peraltro, meno ma ancora, la punta di un iceberg. Nel senso che ho avuto tante persone, sia del mio paese che del circondario, che sapendo della mia esperienza sono venute a dire che anche loro temevano. Però era sempre un atteggiamento un po' da cospirazione, di cui ci si doveva vergognare. Quello che è cambiato da allora, cioè sono passati 15 anni, mia figlia è stata malata in un periodo che possiamo collegare tra il 2005 e il 2012-13 ed è stata, ha avuto un percorso parecchio difficile, però adesso è un'altra persona e si è riappropriata della sua vita e fa un lavoro che le piace, insomma sta bene. E io dico sempre a tutti, anche ai casi più disperati, anche quelli che hanno perso le speranze, che se è guarita mia figlia può guarire chiunque. Guarita è una parola grossa, nel senso che mia figlia ha una vita normalissima, sta bene. Lei dice io dovrò convivere probabilmente con il discorso che sono un po' più sensibile di altri, quando ho qualche problema tendo a buttarlo sul cibo per tutta la vita, però io mi accorgo, so che mia figlia sta bene quando non guardo mai nel suo piatto e questo ormai non mi succede da anni. E vi garantisco che la nostra cucina è stata chiusa per anni all'esterno e all'interno perché il momento del pasto era una cosa terribile e il primo regalo che mia figlia mi ha fatto dopo che è stata meglio è stato un Natale in cui ci ha regalato dei bicchieri decorati accompagnandolo da un biglietto dicendo perché la gioia ritorni sulla nostra tavola. La gioia di vivere, una cosa per la gioia di vivere i ritorni sulla nostra tavola. Ecco, quindi quello che è cambiato da allora ad adesso è che adesso invece c'è più coraggio di parlare. Adesso mi telefonano ogni giorno, io ricevo 7-8 telefonate di mamme, anche adesso mi ha chiamato una prima che mi aveva mandato una mail stamattina, però c'è più forza di parlarne, e questo è soprattutto dovuto, io credo, anche al grande lavoro che hanno fatto le associazioni di formazione e di informazione. Soprattutto l'ostacolo grosso da superare è quello di far capire alla gente che non ha mai avuto dei contatti diretti o perché ha avuto dei casi o perché li ha conosciuti, di far capire che è una vera malattia. Perché io stessa, che sono un medico, ho fatto fatica di capirlo all'inizio. Perché uno dice prova a fare un giro al CRO, vai dentro per i reparti, vedi chi sta veramente male, così capisci. Invece non è così, perché mia figlia a un certo punto mi ha detto mamma tu mi chiedi di mangiare, per me è come
chiedermi che io mangi è come se tu chiedessi a uno che è senza gambe di camminare. E mia figlia è una gran buongustaia, perché dovreste vedere che piatti, che cucina, che mangia, non solo cucina adesso, per dire. Ecco, quindi è una cosa, io adesso di queste cose riesco a parlare molto serenamente, perché mia figlia sta bene, e le cose sono superate, eccetera, eccetera. Non riuscirei, anni fa non riuscivo a farlo così, con la voce non rotta dalla commozione, perché una delle cose, delle prime cose che ti danno quando vai al centro di disturbi alimentari, penso che ne abbiate un consumo industriale, c'è la scatola dei Kleenex, no? Perché un po' si piange, un po' si ride, e questo accade anche nei nostri gruppi di alto mutuo aiuto ancora adesso. Grazie. No, sì. Vuoi annunciare la... Certo, purtroppo credo che non abbiamo tempo per domande, purtroppo, però da oggi, insomma, quello che abbiamo raccolto oggi è la complessità di questo tema, abbiamo capito quali sono gli attori che giocano all'interno di questo tema, e io vorrei anche che fosse chiaro che nella malattia e nella sofferenza non esiste alcuna vergogna, come invece poteva avvenire in passato. Portiamoci a casa questo pensiero e siamo consapevoli che, se non altro qua, ma in tanti altri posti in Italia, c'è una struttura a cui rivolgersi, per cui se avete un vostro caro che soffre di un disturbo alimentare o conoscete qualcuno che appunto soffre di un disturbo alimentare, sapete adesso a chi rivolgervi. Un'ultima cosa, questo era il penultimo appuntamento di Affascinati dal Cervello. Vi ricordo solo che la prossima settimana, giovedì 29, alla stessa ora, alle 15:30, nello stesso posto, avremo ospite Valentina Cardi, che è psicologa e psicoterapeutica ed è ricercatrice al King's College di Londra. Con lei si parlerà dell'insorgenza dei comportamenti alimentari anomali con quelle che sono le ultime novità della ricerca, per cui spero davvero di avervi di nuovo tutte qua giovedì prossimo. Grazie mille e buona serata.